Benvenuti, oggi è sabato 8 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 17:59. La luna si leva alle 12:05 e cala alle 2:58. Oggi si celebra San Giovanni di Dio. Giovanni è un nome di origine ebraica che significa dono o grazia di Dio, ma anche Dio ha esaudito, il Signore misericordioso. Oggi è una giornata speciale per tutte le donne, ma anche per tutti gli uomini che le apprezzano e le rispettano. La Giornata internazionale della donna celebra i progressi in ambito economico, politico e culturale raggiunti dalle donne in tutto il mondo, ma anche le sfide e le discriminazioni che ancora devono e dobbiamo affrontare. La prima giornata è stata celebrata dagli Stati Uniti nel 1909 in occasione dello sciopero del settore vestiario, in cui le donne protestarono per le condizioni lavorative dell'epoca. Un augurio anche ad Antonello Venditti, che compie oggi 76 anni. È lui uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati, autore di canzoni indimenticabili che hanno segnato la cultura e la società del nostro paese. Ha riempito stadi e piazze, come nel memorabile concerto al Circo Massimo del 1993, in cui ha celebrato il secondo scudetto della Roma con la canzone Grazie Roma. Ha scritto notte prima degli esami, la colonna sonora di ogni maturando italiano. Auguri a Bianca Azzei, che soffia oggi su 38 candeline. Ha debuttato nel 2012 con il singolo La gelosia, scritto da Eros Ramazzotti, e ha partecipato 2 volte al Festival di Sanremo, nel 2015 con Il solo al mondo e nel 2017 con Ora esisti solo tu. Ha vissuto una storia d'amore con il pilota Max Biaggi, che poi ha lasciato nel 2018. Nello stesso anno ha partecipato al reality show L'Isola dei Famosi. Il suo attuale compagno è Stefano Corti, comico e iena. Oggi ricorre l'anniversario della nascita della Borsa di New York, il più importante mercato finanziario del mondo. La borsa newyorkese, nota anche come Wall Street, ebbe origine l'8 marzo del 1817. Da allora la borsa di New York ha seguito le vicende economiche e politiche degli Stati Uniti e del mondo, diventando il simbolo della finanza globale. Oggi parliamo di stelle. Una stella è un'enorme sfera di gas incandescente che nasce quando all'interno si avviano reazioni nucleari. Quelle grandi sono più luminose, ma si affievoliscono molto più rapidamente rispetto alle stelle piccole, che bruciano con lentezza il loro combustibile. Alcune arrivano a raggiungere densità elevatissime perché la materia si trova in uno stato di enorme compressione. Pensate che un cucchiaino di materia di una stella di neutroni peserebbe oltre 5 tonnellate. Buona festa delle donne a tutto lo zodiaco. È proprio la bella Venere che tiene banco nello zodiaco in questo momento astrologico, ed è proprio lei che esprimerà forza e passione. Vediamo come. Ariete, la vostra capacità d'amare è assolutamente travolgente e vincente, con una Venere così, peraltro associata ad un Plutone che rende tutto molto ma molto più seduttivo. Niente vi fermerà, solo la luna ha qualcosa da ridire, che oggi dal Cancro bofonca un po' per eventi familiari che forse vi trattengono. Toro, giornata quanto mai gratificante oggi, proprio perché la luna è amica e torna a brillare nel vostro cielo con una comunicativa e con una voglia di vivere assolutamente ridanciana e a volte anche esagerate su di giri. Anche la forza del sole vi dà energia, godetevi questa giornata e buon weekend. Gemelli, la luna vi ha lasciato soli con Giove, ciò non di meno il trigono che stabiliscono alcuni pianeti vi dà forza, proprio perché Marte
Mercurio sembrano agitare il vostro cielo in una maniera costruttiva. Marte in trigono al Sole e Mercurio in sestile. Il vostro Giove oggi vi rende assolutamente dinamici, plastici, adattabili e anche sorprendenti. E per voi sono previste tante sorprese. Cancro, il vostro cielo è un cielo assolutamente forte in questo momento, poiché la Luna, la vostra signora, è entrata nei vostri gradi, quanto di più femminile possa configurarsi nello zodiaco. Il femminile nello zodiaco è ricettivo, ma avete anche Marte, che è invece il pianeta dell'azione. Il solido trigono con Giove vi darà la morbidezza e la sensibilità giusta, ma Marte e la nostra stella faranno di tutto perché voi agiate in una maniera vigorosa ed incisiva. Leone, giornata particolarmente sensibile per voi oggi. Venere dalla vostra parte, la Luna vi rende muti e recettivi. Ci sono delle forti aspettative affettive oggi nel vostro cielo. Non rimanete male se i tempi non coincideranno con i tempi del partner, ma sicuramente in serata un'ottima sorpresa. Vergine, giornata oggi molto importante. La Luna segna un indicatore astrologico molto piacevole, ovvero gli amici e le amicizie. Questa giornata è segnata da un ritorno a essere coinvolti nelle attività sociali, quindi questo weekend datevi assolutamente agli amici, alle sorprese e ai divertimenti. Bilancia, Luna contro per voi in questa giornata e Venere in opposizione, ma niente può fermare l'ottimismo di un Giove in trigono e di un Plutone intrigante che vi faranno passare una giornata assolutamente sorprendente. Scorpione, giornata oggi che vede una luna di trigono, anche per voi aumenta il coefficiente di sensibilità e di ricettività. Questa è una giornata da impiegare con gli affetti familiari in una parte, in una magnifica serata invece verso le ore piccole. Sagittario, giornata oggi interessantissima. Giove sempre in opposizione, ma la Luna si è sparita dai radar, quindi nulla contro, a parte un Giove e una Venere che vi stimola a fare molto di più e a essere sorprendenti per chi amate. Oggi è una giornata che potreste passare anche fuori in intimità e in compagnia del partner. Capricorno, la vostra giornata oggi inizia con un umore un po' fastidioso proprio perché la Luna è in opposizione e Venere in quadratura. Magari non ci saranno le morbidezze associate alla giornata, ma sicuramente troverete il modo di avere tutta la forza intensa e necessaria che la solidità di Saturno e il Sole vi conferiscono in questo momento zodiacale. Acquario, giornata assolutamente dinamica, sorprendente e piena di amici, senza troppi sentimentalismi, proprio come piace a voi. Una giornata assolutamente da vivere con grandi dialoghi affettivi e qualcosa che vi restituisce il plauso per qualche vostro traguardo da poco raggiunto. Pesci, giornata molto piacevole oggi per voi. I trigoni con Marte vi danno energia e vigoria. Il trigono della Luna tende a farvi vivere questo momento in una maniera morbida e rilassata e anche con gli affetti familiari che vi stupiranno positivamente. L'8 marzo 1918 si registra il primo caso di influenza spagnola. È l'inizio di una devastante pandemia, altrimenti conosciuta come la Grande Influenza, che fra il 1918 e il 1920 uccide almeno 20 milioni di persone nel mondo. All'influenza viene dato il nome di spagnola perché la sua esistenza è inizialmente riportata soltanto dai giornali spagnoli. Avete mai sentito il modo di dire fare i conti senza l'oste? Vuol dire essere troppo sicuri di sé, pensare di avere già tutto sotto controllo, senza considerare le variabili o le sorprese che possono capitare. Un po' come quando si fa una previsione sul risultato di una partita di calcio e poi si scopre che la squadra avversaria ha segnato un gol al 90°. Cosa spinge un sassofonista di successo a lasciare la musica per diventare pilota?
la passione per il volo, scatenata dal primo transatlantico di Lindbergh. Così fece Max Conrad, che però pagò cara la sua scelta. Un incidente lo ridusse in fin di vita e lo privò della voce. Dopo anni di riabilitazione riprese a volare e a sfidare il destino. Trasvolò l'oceano, girò il mondo, batté tutti i record, ma non morì in cielo come forse avrebbe voluto. Morì nel suo letto a 76 anni. Max Conrad, il matto che volava più in alto di tutti. Ci salutiamo con la frase del giorno. Una ragazza saggia conosce i suoi limiti, ma una intelligente sa che non ne ha. Grazie per averci seguiti. Oggi cogliamo l'occasione per dare un'attenzione in più e fare un gesto d'affetto nei confronti delle donne della nostra vita, perché è dalle piccole cose che si può davvero cambiare il mondo. Buona giornata dalla vostra Martina.